Vangeli, arte e attualità plasmati nella sabbia di Lignano dagli artisti dell'Accademia della Sabbia di Roma raccontano quest'epoca Covid, cercando di ispirare generosità d'animo e infondere speranza. L'esposizione si apre con un'opera moderna, La Madonna del Parto, e si conclude con una citazione dal Salmo come la cerva anela i corsi d'acqua per rimandare alla gioia di un'umanità rigenerata che va incontro con fiducia alla vita. La cura, l'amore e la speranza è il titolo dell'edizione numero 17. La cura, perché in questo periodo abbiamo capito tutti che per poter guarire c'è bisogno non solo di noi stessi, ma c'è bisogno dell'aiuto e del comportamento degli altri, quindi non solo più io ma il noi. La speranza in primo luogo era quello di poter finalmente riaprire questo presepe. Le sculture traducono opere storiche come L'Annunciazione del Beato Angelico o Il Buon Samaritano di Luigi Rubbio o opere contemporanee. Ecco che nella grande onda di Kanagawa, che simboleggia le acque del Mar Rosso, compare uno dei camion militari che l'epidemia ha dolorosamente trasformato in carri funebri. La scena evangelica di Cristo addormentato sulla barca nella tempesta, mentre Pietro, impaurito, lo scuote, vuole richiamare la richiesta di aiuto dei migranti sui gommoni in balia delle onde. L'intento è di rendere plasticamente visibile in che modo i gesti dell'amore, della solidarietà e della cura siano i soli capaci di sanare i mali del corpo e dell'anima. Inaugurata in dicembre ed esplorata finora attraverso il virtual tour sul sito presepelignano.it da 50.000 persone, la mostra è ora visitabile in presenza, rimarrà aperta fino a Pasqua.